Allora, raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Mancano 4 giornate, ce le spariamo tutte oggi. Anche perché dopo cominciamo il stesso campionato, ma con tutte le squadre europee più forti della storia. Siamo contro il Lecce in casa. Questa chiaramente è quella da vincere contro, mi sembra, gli ultimi della classe. Dobbiamo assolutamente vincere questa. E anche bene, se possibile. L'Inter intanto, alle ultime giornate, sta vincendo il campionato. Incredibile. Ok, Palermo. Salvo. Eh sì, con Lecce 7 punti, bisogna vincerla per forza. Vai raga, purtroppo non c'è Rec che deve riposare per le altre partite. Siamo con Rotero, campo in pessime condizioni, penso, strano. Vai. Noi odiamo l'Hellas Verona, i Cori contro il Verona, Maniero, Pippo Maniero. Tuta, everybody. Tuta, tiro abbastanza osceno. Il Lecce è ultimissimo ragazzi, ormai retrocesso. Non possiamo fallire questa partita. Questa era infallibile in un inglese perfetto. E mi sembra che forse manca ancora il Palermo da giocare. Forse. Iachini. Puta. Campo veramente in pessime condizioni. Iachini, bravo Iach. Pedone, siamo padroni del campo, dai, stiamo tornando in forma. Valtolina. Valtolina, miracolo del portiere. Non è che ci siamo. Tuta, everybody sing and song. Per Maniero, Tuta ancora. Maniero, stacca Pippo. Palla in culo. Forza Vicenza, ragazzi, sa perché? Valtolina. Valtolina, stiamo dominando tutta. Everybody, no. Erroraccio di everybody. Dai Fiori. Iacchini sono nell'elenco però. Boginov. Vucinic. No! Incredibile gol del Lecce. Mirko Vucinic. Vucinic punisce il Venezia, è incredibile. Raga, se perdiamo questa la retrocessione è quasi certa. No dai, dopo aver vinto a Parma, non con l'ultima però ragazzi, vi prego. Pedone, Pippo Maniero, c'è il baratro in questo momento, baratro veneziano. Tuta, Tuta, Tuta se ne va benissimo. Tuta e Svok non ce la fa, incredibile. 17esimo. Yak. Bravo Yak. Maniero. Maniero sbaglio. Cosa stiamo buttando via, raga, sveglia. Pedone. Iachini. Attenzione Tuta. Non ci credo, errore scandaloso di everybody. Sing and song. Tuta. Ed. Ai ai ai. Stefan Svok stiamo dominando, è pazzesco. Un tiro, un gol del Lecce già retrocesso. Maniero. Tuta. Tuta per Valto. Bravo Valto, con calma. Tuta. Tuta. Svok. Ancora per Tuta. Maniero, forse fuori gioco, fuori gioco. Gol annullato a Pippo Maniero. È una dimostrazione che possiamo tranquillamente fare più di un gol. Tuta ancora lascia scorrere male. Attenzione, sbaglia la difesa del Lecce. Sbaglia la difesa del Lecce. Pippo Maniero su assist geniale di Tuta. Difesa del Lecce in bambola. E Pippo non perdona. È per la classe di Tuta. Che il difensore del Lecce sbaglia. Facciamola così. Eccoci qua, bellissima. Indicativa.
Dai, pareggio subito al 28esimo, sto Lecce è iperbattibile. Ci giocheremo la salvezza, io penso, col Palermo, secondo me. Non bisogna batterlo Lecce, siamo ancora solo 1-1. Oggi Recoba deve stare per forza in paga, se no non mi recupera per le partite più importanti, perché questa, ripeto, la devo vincere a tutti i fottutissimi costi. Ancora cagatissima. Cassetti. Cosa ha fatto Taibi? Ricomincia a piovere intanto. Ma raga, non possiamo far rischiare a ogni azione. Niente. Recupera ancora Ped, gran giocatore Ped. Maniero prova ad andarsene. Niente, nei dribbling siamo scandalosi. Pedone, Bilica, Ped, Swok. Dai, Tuta, bravo, Tuta, per Stefan. Maniero, numeraccio di Maniero, doppio numero di Maniero, Maniero, Maniero. Ciciniano fa 2 miracoli incredibili. La difesa del Lecce è veramente scarsa comunque. Incredibile giocata. Aveva appena finito di dire che non dribbliamo bene. Maniero ha fatto un miracolo, ma Siciliano, portiere cioè fortissimo, un buon portiere. Salva 2 volte il Lecce. Stiamo letteralmente dominando il match. Attenzione, everybody. Everybody! Lecce non pervenuto. Everybody sing a song. Everybody sing a song. Con pronuncia mediana, vai. 2-1. Molto bene. Ped. Posso vedere chi vince il campionato. Pensa all'Inter del 798 che ha vinto solo una Coppa UEFA, rischia di vincere la miglior squadra della Serie A. Bertolino, attenzione, però il Lecce è veramente finito, Swok, ancora Stefan Swok, ragazzi. Non ne segna mezza. Solo in Serie B segna Swok. Buon 2-1, ma sprechiamo il 3-1 purtroppo. Lecce veramente non pervenuto, però 2 tiri, 2 un gol. Bravo Stefan. Ad everybody. Vai Tuta. No, Tutino, no. Maniero fa una cosa abbastanza inguardabile in 102 step. Luppi. Forza, benissimo. Non ci credo, pareggio del Lecce. Ci mangiamo l'impossibile ancora Vucinic. Non ci voglio credere, non vogliamo rimanere in Serie A. Cioè, spaventoso. Vucinic si inventa un altro Eurogol. Pazzesco, ragazzi, ci siamo mangiati l'impossibile. Eravamo un po' più tranquilli, Maniero. Adesso è dura, perché a livello psicologico doverla ancora recuperare, pensavo di averla già vinta. Maniero. Swok, che si è mangiato un gol scandaloso. Swok, pedone, fuori di molto. Mamma mia, stiamo rischiando di perderla, ragazzi. Stiamo rischiando di non vincere con Lecce. Attenzione, pedone per Tuta per Maniero. E vaffanculo, Tuta 3-2. Mamma mia, meno male in difesa fanno schifo il Lecce, però anche noi purtroppo. Bravo, everybody. Gol di everybody.
attenzione, ancora dormita qua del Venezia in difesa. Luppi. Yak. Vai Yak. No, le difese Lecce e il centrocampo non esistono però. Fallo. No, vabbè. Bravo dal canto, cerchiamo di fare il quarto gol per chiuderla. No, no, all'Eternana intanto. Agli spalti, un po' di confusione. Mamma mia, quanto soffriamo però. No! Iachini. Stefan Schwok, facci un gol, butta giù la porta, facci un gol. Maniero. Errore abbastanza vergognoso di Vico. Fallo, mettiamo. Beh, non ho l'espulsione, Ok. Esce un distrutto tuta, entra Zegbo e mettiamo anche Alvaro Recoba per Jubok. Al posto di Maniero mettiamo Tasio Caetano, ragazzi, me lo godo. Questi ultimi 20 minuti. No! Oh, ma raga, sto Lecce non demorde, vuole retrocedere con onore. Ma proprio contro di noi, cazzo. Caetano. Il CAE. No, brutto errore qua. Tascio per Zegbo. Vogliamo un golletto di Recoba. Attenzione, passa, incredibile. Recoba! Mamma siciliano. Recoba voleva subito il gol. Recoba di testa no, non credo. Iachini. Gaetano. Per favore facciamo il quarto gol. Balto. Recoba. Recoba si... Mamma Recoba. Entra, segna. Alvaro Recoba 4-2. Guardate in cassaforte. Lecce, onestamente, fanalino di coda del campionato e si vede. Ha dato 2 gol meglio accazzati, E non è finita. Gaetano per Recoba ancora. Adesso Venezia gioca nel Belluto per Zegbo, fuori gioco. Offside. Forza Foggia Leale. Carnasciali. Bilica, bravo Bilica, che lascia scorrere bene Tascio. Madonna che Tascio oggi. Per Recoba non è fuori gioco questo. Non è fuori gioco Recoba. Guarda Recoba di destro. E chi non salta. Lecce, ormai la Serie B è cosa certa. Per tutte le altre c'è ancora speranze. Recoba. Pallonetto osceno di Alvaro Recoba. Lecce adesso è proprio crollato. Abbiamo sofferto fino al 70esimo, fuori gioco ancora. Tutto in avanti il Lecce, non si capisce neanche il perché. Ormai è finita. Tascio. La prendiamo sempre noi. Il Lecce non c'è più, ragazzi. Il Lecce non c'è più. No, vabbè, ho capito che di destra Recoba non è fortissimo. Ma sbagliarlo così a porta vuota, però. Che amaro finale. Non è vero, non è un amaro finale, è un grande finale.
Possiamo sperare nella sconfitta del Palermo. Brutto. Buon 4-2. Fa morale. Finisce qua, ragazzi. Venezia batte il Lecce 4-2. Partita difficile, però che si è sbloccata bene solo dal 70esimo in poi, dove il Lecce è veramente crollato. Tempi vivi, però, ragazzi, non sono pochi. Ragazzi, siamo contro la Roma, contro lo squadrone giallo-rosso che ha vinto lo scudetto. Vedremo la classifica a 3 durante il termine. Stadio vuoto, però, stadio vuoto. La Roma mamma mia, ragazzi, tutte a 35, 1889 e quarto addirittura. 15esimi, raga. Palermo ha vinto, porca miseria. Ma siamo tutti là, ragazzi. Attenzione. Contro la Roma. Prima in classifica insieme al Milan 2004-2005 e l'Inter. Incredibilmente il Milan per 89. 89-90 è rimasto primo per tantissime giornate. In questo momento è qua. La Roma si gioca la vittoria del campionato della Serie A leggenda, ragazzi. Complimenti alla Roma. Pippo Maniero per Recoba. Ci ha fatto un po' di gol, però. Pedone. Attenzione alla Roma in difficoltà. Ped. Anche un punto può essere poi importante in questo momento all'Olimpico. Pedone. Recoba. E il pupone Francesco Totti. Erroraccio qua. Erroraccio della Roma. Pendolino Cafu, Macerek. Schbock. Questi falli me li fischiano sempre. Agostino, ma Vidica recupera bene. Bravo Stefan. Il titolino della Roma cantato dai 60.000 romanisti. Grande Recoba si invola. Mamma Rec! Che ha fatto Rec? No, Rec Show va di destro, mamma mia. Rec. Per Pedone. La Roma non è il Lecce, purtroppo. Però sta partendo bene anche qua, Pedone fuori di te. Che bella la maglia della Roma della Champions, stupenda. Brioschi. Recoba. Vai Stefan si invola verso la gloria eterna. Bravissimo per Rec. Venezia sublime. Recoba, proprio il passaggio basso che abbiamo visto con il Lecce funzionare parecchie volte. Ma questa è la Roma, la prima della classe, che vuole vincere l'ambito premio del campione d'Italia della Serie A leggenda. L'ambitissimo. Sto giocando veramente con il cuore il Venezia come i vecchi tempi e si vede. Qua Valtorina però ammazza. Non so. Rosso doveva fare praticamente un tempo e mezzo in 10. Incredibile. Rosso che non esiste mai. Il cupolotto è realmente tornato. Le cove per Maniero, sua dura. Maniero, attenzione Pippo, entra Pippo, calcio d'angolo. Dai Recco, un bel cross che tu puoi farlo. Pedone purtroppo l'ha buttato. Sarà durissima in 10 per più di un'ora. Batistuta, c'è Taibi. Brioschi, no, l'effervescente Brioschi fa la cagata. Cafu. Vidica, mamma che sofferenza sarà adesso, Volpi.
Dai, devo gettare il cuore dentro l'ostacolo, Volpi. Svok. Per Maniero, però attenzione perché il Venezia c'è comunque, non ha paura. Fuori gioco. Recoba. Svok, attenzione Stefan. Recoba qua un po' lento. Attenzione Battistuta. Bravo Max. Stefan, altro errore. Carnasciali. Maniero. Bravo Pippo. Grande Pippo. Dai Maniero, mettila in mezzo. Che recoba di testa. Recoba incredibile! Recoba di testa, secondo gol in questo campionato di testa in 10 contro 11. Signori, che cuore, ma che cazzo di cuore abbiamo, raga, dai. Vabbè, se diciamo, vabbè, siamo giunti, manca una vita. Recoba ancora. Ma recoba di testa, ragazzi, incredibile. Incredibile rec. Dai raga, dai, beh, la terza lettera di fila sarebbe un sogno mostruoso dopo la serie di sconfitte clamorose. Vieni che attenzione però Totti, Francesco Totti, attenzione Cafu, ricordiamo sempre che siamo in 10 uomini. Dal 20esimo Cafu. Aia, Totti, Erpupotto. Bravo Brioschi. Occhio. Ocio. No! Gol della Roma, incredibile. Subito la Roma di testa ci punisce. Emerson in Puma. Attenzione, fuori gioco, godo. No, Poi. No, adesso, Beppe. No, adesso, vi prego. Cosa le è successo? Ok, per fortuna si è ristabilito. Ho aspettato tipo 30 secondi, mandato. Teniamo dura, abbiamo rischiato il gol, ma annullato a Emerson. Ancora Emerson, il Puma. Purtroppo c'è fallo. La partita forte sa che non può perdere, se no addio scudetto, addio sogni di gloria. Attenzione a Cecco. Ma una bruttissima punizione di Cecco. Bravo Max. Brioschi, ricordiamo sempre che siamo inizi dal 25esimo, Schwok. Stefan. Oh, le Recoba la perde. Cioè, perché non la prende mai. Bravo Schwok. Pedone.
Bravi Fiori, bravi. Maniero. Per Recoba non ci voglio credere se la vinciamo Recoba. Manca troppo però. La Roma adesso veramente vuole buttarsi all'assalto, giustamente. Montella, Bilica, gol. Taibi, cosa ha fatto Tab? Cosa ha fatto Tab? Carnasciali. Swok. Recoba. Non ci credo, Rec la butta in curva. La poteva sfruttarla meglio qua Recoba. No! Ancora se lo rischiamo, mamma mia. Dai, con il cuore dopo le vergognose partite non vinte o pareggiate. Sarebbe bello vincere in 10 contro 11 contro i primi della classe. All'Olimpico per giunta. Maniero, bravo Pippo. Attenzione Svocca, la Roma è sbilanciatissima. Recoba per Maniero, che azione del Venezia. Sembra il gol è stupendo. Pedone, entra in area Svocca. Non ci credo Svocca, no. Svocca non riesce mai ad andare sul sinistro. C'è però rigore. Cos'è? Punizione. Vai Recoba ancora fuori di poco, non riesce a siglarla su punizione. Dai raga, non si vede la differenza dell'uomo in meno per adesso, è pazzesco. 75esimo, manca troppo poco per buttare via qualcosa di epicus. Recoba. Maniero, bellissimo per Svok. E che non è sul suo piede Svok. Pedone. Niente. Volpi. Stefan Svok, bravissimo. Recoba, malissimo. Rioschi. Stefanone per Pippo per chiuderla. Niente, Venezia nel momento di forma nel momento giusto. Non stiamo zitti. Recoba. Metti in mezzo. Maniero, niente. Pedone. Volpi la tira addosso al difensore romanista. Pedone. Svok. Maniero, niente. Bravo Volpi. Fuori gioco. Ma scherziamo? Non ci credo. Cosa ha preso Max su Montella? Per piacere ragazzi, il sonno. Bravo Pippo, è grande Pippo, entra in area Pippo, peccato. Pedone. E si vince, terza di fila ragazzi, il Venezia ha fatto un balzo mostruoso per la zona salvezza. Siamo contro il Palermo. Alla favorita, vincere. Enzo Barbera vorrebbe dire salvezza sicura. Contro il Palermo di Toni 2004-2005. Tanto il Milan torna primo, grande Milan. Il Venezia addirittura è 13esimo a più 3.
Più 3, basta un pareggio. No, il coglione, basta un pareggio. Bisogna vincere. Vai. Se vinciamo, siamo salvi però, eh. Penultima giornata, Palermo vs Venice. Kick off. Svok. Maniero. La. Occhio ragazzi. Brienza. Ciccio Brienza. Anche il Palermo ha bisogno di punti, Ma che vittoria pesante. 3 di fila ragazzi. Ci hanno riportato veramente in paradiso. In 10 poi con la Roma, raga, Recoba. Svok. Maniero, Svok. Svok però è uomo assist, Recoba la mette in mezzo. Lunghissima per tutti, ma c'è Carnasciali. Ma c'è il Carna che la mette in mezzo. Per Recoba. Si è preso gusto di testa. Svok non ci arriva. Recoba. Maniero. Stefan. Partita collosa, è ovvio. Si stanno giocando la permanenza nella massima serie. L'obiettivo è arrivare quintultimi. Stiamo facendo anche meglio adesso. Occhio a Gasbarroni. Occhio che c'è Tony. No! Max. Iachini. Bravo Svok. Recoba. Attenzione, bellissima azione veneziana, ma recupera il Palermo purtroppo. Maniero. Prova il tiro Maniero. Mamma mia, Maniero. Ricordo che con una vittoria siamo salvi praticamente. Iachini. Maniero. Bellissimo Maniero. Recoba niente. Dal canto. Niente. Stefan e sbaglia. 30esimo. Svok. Peccato non era facile il passaggio. Occhio. Ciccio Brienza. Tony. Del canto. Iachini. Recoba. Bravo Recoba, mamma mia. Maniero, pazzesco tiro di Recoba. Maniero.
Franceschi. Recoba. Dai Maniero. Non ci voglio credere. Palermo sta veramente difendendo bene, No, no, ma per queste stronzate. Finisce il primo tempo, raga, sono teso perché vorrei chiudere la pratica salvezza oggi. Dai. Oh. Cioè si autolancia Recoba praticamente. Iachini. No, non ci credo, Taivi sbaglia. Toniga mette dentro, incredibile. Errore scandaloso di Taivi che gli scivola la palla. Attenzione, stiamo buttando via tutto, non ci voglio credere. Stavamo dominando. Errore di nostro portierone che ha fatto miracoli. No, Fiore. Mamma mia che botta, ragazzi, sto gol subito così. Dobbiamo reagire, ragazzi. Taivi ha fatto un errore scandaloso. Di Franceschi. Recoba. Dal canto. Mamma mia che botta, Fiore. Devo riprendermi anch'io. Recoba. Recoba. Bravo qua Recoba, ma forse neanche angolo. No, meno male. Dai Rec, ti prego. Mettila in mezzo per Maniero. Maniero lo sbaglia completamente. Bravo Rec. La perdiamo, è stata una botta dura, ragazzi. Perché un pareggio era molto importante. E quella sconfitta dall'altra parte era comunque salvezza. Invece così, se vincono gli altri, so cazzi. Ci giochiamo tutto l'ultimo che forse contro la Lazio. E neanche una partita semplice. Recoba, bravo. Bravo Rec, ti prego. Recoba! Fallo, fallissimo. Prego, Recoba, alla penultima giornata, regalami la punizione. Non ci credo. Non ci credo, miracolo su Recoba, era gol. Svok la metti in mezzo, no? Devo gettare il cuore oltre l'ostacolo adesso. Maniero la fa scorrere, ma forse è lunga. Ah. Mamma mia che amaro finale. Maniero. Maniero. De Franceschi, Nola. Svok pazzesco, la stiamo buttando veramente via però. Svok. Esce Svok. Entra Everybody e Zeigo. Facciamo il rischio dei rischi. Recoba è finito purtroppo. È il momento decisivo, Recoba è veramente distrutto. Però ho visto che tutto è uomo gol, Fiori. E sfruttiamo la velocità di Zeigo, ma Fiori stiamo perdendo così. Stiamo letteralmente surclassando il Palermo adesso. Un gol regalato, un gol regalato. No, no, no. Non ci credo. Autogol.
2 autogol praticamente. Ci stanno condannando all'ultima giornata mostruosa. Puta. Praticamente senza mai tirare ha fatto 2 gol. Che bello. De Franceschi ha fatto un cappellone, ma ormai fallo. Ormai questa è andata, ragazzi. Sconfitta sfortunatissima del Venezia, ma veramente sfortunata. Iachini. Vai Zegbo. Si invola per tutta. Everybody, ti prego everybody. Ti prego everybody. Everybody. Niente. Iachini. Zegbo, che giocatore. No, no. Ocho. Aia. No, non so commentare sinceramente, perché perderla così con un erroraccio scandaloso di Taibi e un autogol anche no. Zaccardo. Ma traversa, autotraversa Fiori, ma niente, l'abbiamo, non so, stiamo pagando, non so, la siamo venduta? Bravo De Franceschi. Aia. Mamma mia, che tramvata oggi. Sconfitta che speriamo sia, non dico indolore, ma Tony bellissimo qua Luca, mamma mia. Finisce qua, si gioca tutto all'ultima giornata. Palermo 3 punti pesantissimi. Vediamo. Allora. Il Milan campione vince il Milan 2004-2005. Grande Milan, che ha perso tutto. Inizia 15esimo, 1, 2, 3, 4. Abbiamo un punto di vantaggio. Neanche attenzione, il Parma rischia la retrocessione, ragazzi. Fioi, dobbiamo vincere, non c'è verso. Ultima giornata, non possiamo fallire contro la Super Lazio. Attenzione, sta nevicando. 7 gradi e nevica. Un po' bizzarra la cosa. Vai raga. Neve. Scende la neve al penso, incredibile, con la temperatura un po' buggata, si vede che sarà un bug. Non è mai stata così. Swok, Valtorina che rientra dalla squalifica. Swok. No, pedone, no. Il pareggio può non bastare, E c'è il Parma che si è scalato. Il Parma 98-99, raga, è pazzesco. Bravo dal canto. Rimaniero. Mamma mia. Pedone, bel recupero. Dai che ce la giochiamo in casa Pippo. Pippo. Non ci credo, Maniero subito fallisce il primo. La privazione. Recoba. Swok.
Bartolina. Stefan. E madonna, miracolo ancora di Marchegiani. Recoba. Maniero ancora fermato. Iachini. Iachini. Pedone. Maniero, show. Giocando bene Maniero. No, pedoncino no. Sono andato per il Milan 2004-2005. Il Milan di Istanbul, la squadra più forte. E non ha vinto niente a parte la Supercoppa italiana. Pazzesco. Abbiamo pareggiato comunque a Milano con loro rigore. Ma è stato al 90esimo. Sì, proprio al 90esimo, ma quasi. Recoba. Attenzione a Stefan. Bravissimo Stefan, niente. Fa una cosa bella e poi due brutte. Vai Tevi, non fare la cappella, ma che sconfitta, ragazzi. Sto ancora pensando alla sconfitta. Eravamo tranquillamente salvi. Bravo dal canto. Maniero per recuperarla. Non ce la fa per poco. Mamma mia. Il pareggio non ci garantisce niente. Questa è la cosa brutta, purtroppo. Fallo. Pedone. Recoba. Non ci credo, Maniero ancora Marchegiani. Cosa ha preso? Ma che cazzo ha preso? Stiamo dominando però, Svok. Maniero. Recoba. Pedone. Pedone ancora. Niente. Dal canto. Svok. Carnasciali ci provo, sono tesissimo, non voglio retrocedere. Voglio il mio obiettivo. Grande Max. Mamma Max ci salva dal baratro. Recoba. Ancora basta però. Le sta salvando tutte, oh. Rec. Svok, niente. Dal canto. Portiere devastante. Calcio d'angolo, tutte le che pare sono pericolosissimi. Iachini. Mamma mia. Svok. Poi secondo me per gli stadi creati la neve non si attacca al campo, perché forse non è previsto, non lo so. Non capisco sinceramente, di solito ho questa cosa. Scusate se dico questo commento inutile, ma la tensione è alle stelle.
5 tiri a 1 e non riusciamo a portarla a casa. Bartolina. Vai Max. Bravo Luppi. Occhio. Brutto fallo, eh. Siamo in un momento un po' brutto della partita, eh. No, Sinisa. Luppi. Maniero. Siamo in difficoltà, ragazzi. Siamo in difficoltà. Siamo stanchissimi più che altro. Posto di Svok mettiamo. E mettiamo anche Everybody. Errore Coba finito. Sembra star meglio la Lazio adesso, eh. No. Taibi ci salva ancora. Taibone ci ha salvato ancora. Malto. Svok. Recover prima di uscire. No, no. Bravo, bravo, dai. Dai, Recoba. Non perderla. Non così, però. Tutto sto fallo. C'è un altro rosso. Non premonito. Giacchini. Vai tutta. Tutta può far tutto tutta. Bartolina. Dal canto. Non mollare mai. Mamma mia, meno male che era fuori gioco di Marcelo Salas. Colpi. Maniero. Bartolina per tutta. Cazzo tutta. Cazzo tutta. No. Maniero ha calato molto i gol purtroppo. Bravo qua Maniero però per Del Canto. Bravissimo Del Canto, la metti in mezzo alla grande Zegbo. Del Canto come Teo. Tutta per attenzione Zegbo. Batto il pareggio, non è garanzia di niente. Stiamo rischiando la retrocessione, ragazzi.
Nel canto. Niente. Purtroppo perché l'ultima partita per poco. Tarrognosissima con la Lazio. Tuta lo butta giù, ha fatto benissimo Tuta, bravo Tuta. Ha ammonito Tuta. Bravo Valto. Attenzione Zegbo. Zegbo per il sogno. Tuta. Non ci credo. Uno di recupero e preghiamo. Tuta. Niente. Iachini. Niente. No, Fiorino adesso, Non ci credo all'ultimo secondo. Adesso rischiamo sì. Che pippe all'ultimo secondo. Mamma mia, ci salviamo per la differenza reti. Lecce, Chievo, Vicenza, Udinese in B. Il Venezia si salva per la differenza reti. Siamo salvi, obiettivo raggiunto proprio a pelo. Mamma mia, in Champions vanno il doppio Milan, doppietta Inter-Roma, Europa League, Coppe Varie, Conference, Juve, Inter, Fiorentina. Vediamo gol. Sceve del vecchio capocannonieri. Del Venezia il migliore è Pippo Maniero. E tutta con 6 gol. Per gli assist vince alla fine Dossena. Non ho parole. Premi. Top scorer Sceva. Assist Dossena. Record. No. C'è più niente. Raga, assoluto il comandante veneziano. Prossimo campionato. Il campionato sempre a 20 squadre, solo girone d'andata con le migliori squadre d'Europa. Io penso che andrò con il Valencia e l'obiettivo sarà almeno arrivare ai quarti. Raga, saluto il comandante veneziano e nel prossimo video spiego come trovare la patch. Ciao!